Chi sei? Mi chiamo Andy Sachs. Mi sono laureata da poco alla Northwestern University. E che cosa ci fai qui? Eh, Penso di avere le capacità per lavorare come sua assistente. E... Sì, sono venuta a New York per fare la giornalista e ho mandato lettere da tutte le parti. Finalmente sono stata chiamata dalla Elias Clark, ho incontrato Sherry alle risorse umane e praticamente qui ho Auto Universe. Bene, signorina. Da adesso lei avrà 3 minuti di tempo per stupirmi e parlarmi soltanto e unicamente di lei. Il tempo è iniziato a scorrere. Vada. 3 minuti, solo 3 minuti per parlarti di me. Forse basteranno a ricoprirti di bugie come se io dovessi mostrar di me quello che ancora no, non sono stato mai. Per convincerti ho 2 minuti, ancora 2 minuti, ma non li sprecherai per mentirti mai come neve fredda scenderei per coprir tutto quello che sei, come sale bianco brucerei. Sono stata direttrice del Daily Northwestern. Ho anche vinto un concorso nazionale per giornalisti universitari con la mia indagine sul sindacato dei portieri che È denunciava lo tutto? sfruttamento. Sì, d'accordo, è vero. Ha ragione. Io non c'entro niente qui. Non sono magra, non sono super chic e non capisco molto di moda, ma sono sveglia. Imparo molto presto e lavorerò come Allora, una. ho l'esclusiva di cavalli per Gwyneth, ma il problema è che con quel gigantesco copricapo di piume che indossa sembra che sia appena scesa dal palcoscenico del Moulin Rouge. Grazie del tempo che mi ha dedicato. Si può sapere chi è quel caso umano? È per un servizio prima e dopo la cura di cui non sono al corrente? Beh, è una che mi ha tenuto a testa e avrà il posto. 1 minuto, resta 1 minuto per poterti dire